A Montebelluna, bimba di 5 anni precipita dal quinto piano di un condominio mentre mamma e papà sono a tavola. La piccola è grave, in ospedale i genitori denunciati per lesioni colpose. Lite tra due giovani a Cerea, nel Veronese, un 18enne in fin di vita all'ospedale Borgo Trento dopo essere stato colpito da una bottigliata in testa. Giornata da incubo in A4, nel pomeriggio scontro mortale tra un furgone ed un tir a Cessalto, in mattinata tratto chiuso per il ribaltamento di un'autocisterna carica di sostanza tossica. Violento e prolungato nubifragio nel primo pomeriggio lungo il litorale, allagamenti a Bibione, l'acqua invade strade e negozi, colpiti anche Lignano e Caorle. La 32enne sfregiata con l'acido a fine giugno a Peseggia di Scorzè, identificato l'esecutore materiale dell'aggressione, un giovane macedone già in carcere, ora è caccia al mandante. Grave incidente sul lavoro a San Giorgio in Bosco, il tetto di un capannone su cui stava lavorando ha ceduto sotto i piedi di un operaio di 69 anni. Il 3 per Tony Bo, interrogato in carcere a San Vittore, droga per uso personale, pistola comprata per difendermi dopo un furto. Il giudice convalida l'arresto e dispone i domiciliari a Padova. Arriva in Parlamento il caso dello squadrismo Summerfest di Vedelago, interrogazione del PD al ministro Piantedosi, mentre la politica dibatte sull'ennesima provocazione dei Vannacciani. Leonardo Maria Del Vecchio lascia Essilor Luxottica, sotto accusa la gestione dell'amministratore delegato Francesco Milleri, preoccupazione dei sindacati. Nel giorno in cui fu posata la prima pietra del santuario di Monteberico, presentato il Cammino delle Apparizioni, è il pellegrinaggio mariano più lungo d'Italia, 160 km tra Vicenza, Trento e Bolzano. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano con il dramma che si è verificato all'ora di pranzo a Montebelluna. Una bimba di 5 anni è precipitata dal quinto piano di un condominio, è grave all'ospedale. I genitori sono stati denunciati per lesioni colpose gravissime. La cosa è grave, perché io abito qua, primo piano, suo papà è venuto a suonarmi in casa mia. Lui ha pensato, il balcone è casa mia, e dice no, è il secondo piano. È andato là insieme e ha visto qualcosa di strano. Ha visto la bambina, purtroppo era caduta? Sì, è caduto, sì, è grave anche. Un volo dal quinto piano, un tonfo, poi il silenzio. La piccola, 5 anni, di origini asiatiche, ha scavalcato il parapetto del terrazzo ed è precipitata. Una caduta da circa 9 metri, attutita leggermente dalla tenda da sole del secondo piano, dove la bambina è finita. Là, proprio là. L'ho trovato sotto così sul terrazzo. Basta. Terribile. I genitori, al momento del gravissimo incidente, erano in casa ma non si sarebbero resi conto di quanto stava accadendo. Il papà cinese e la mamma cambogiana avrebbero riferito ai carabinieri intervenuti sul posto di non essersi accorti dei movimenti della figlia in quanto erano seduti a tavola per il pranzo. Sarebbe stato il fratellino di 2 anni che stava giocando con la sorella più grande che avrebbe avvertito la famiglia di quello che era accaduto. I genitori saranno denunciati all'autorità giudiziaria con l'ipotesi di reato di lesioni colpose. Ho visto prima tutte le ambulanze che erano là. Ma da poco che sono qui? Sì, da poco, ma 1 anno può darsi anche. Hanno solo meno. una bambina? No, anche un maschio, 2 anni, 3 anni mi pare. Sul posto l'elicottero del SU-M118 di Treviso che ha trasportato la piccola ed i genitori all'ospedale di Padova, dove la bambina è stata ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi. La magistratura dovrà accertare se la coppia avesse messo in atto tutte le misure idonee ad impedire che l'incidente potesse accadere. Ed ancora cronaca dal Veronese, lite tra 2 diciottenni a Cerea. Uno dei giovani è in fin di vita all'ospedale Borgo Trento dopo essere stato colpito da una bottigliata in testa. Forse in preda ai fumi dell'alcol, dopo una serata trascorsa in una piscina, 2 giovani di origine marocchina hanno iniziato una lite finita nel sangue. Le condizioni di un diciottenne sono appese ad un filo. È accaduto vicino ad un chiosco in un piazzale nei pressi di un'azienda meccanica a Cerea. Gravissimi i traumi riportati dal ragazzo, che prima è stato portato all'ospedale di Legnago e poi trasferito d'urgenza a Borgo Trento, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Il diciottenne è stato colpito
la testa con una bottiglia, sembra da un coetaneo connazionale, ed è crollato a terra. Quest'ultimo le scorse ore si sarebbe presentato ai carabinieri accompagnato da un avvocato. Per lui è scattato l'arresto per tentato omicidio. Sulla vicenda gli investigatori mantengono il più stretto riservo. Gli accertamenti tecnici permetteranno di verificare se al 18enne è stato fatale il colpo alla testa, che sarebbe stato inferto con una bottiglia, o se la successiva caduta avrebbe causato il gravissimo trauma. Da allora la vittima non ha mai ripreso conoscenza. I militari dell'Arma stanno cercando di ricostruire quanto accaduto qualche giorno fa tra i ragazzi e quale sia stato il motivo della violentissima lite. A setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Giornata da incubo, quella di oggi lungo l'autostrada A4. Questa mattina l'incidente con la cisterna carica di fenolo che ha visto la chiusura della A4 in entrambe le carreggiate. Poco fa la tragedia con un tamponamento mortale tra un furgone ed un camion. L'incidente si è verificato alle 5:15 di oggi pomeriggio nel tratto tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Secondo una prima ricostruzione della tragedia, ancora al vaglio della polizia stradale, il conducente di un furgone non si è accorto della coda causata ancora dall'incidente di questa mattina della cisterna. Ha percorso diverse centinaia di metri prima di schiantarsi contro un'auto articolato, ultimo mezzo della coda che aveva davanti. Per il conducente del furgone purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, il personale del 118 e di Autostrade Alto Adriatico. Nel frattempo si stanno concludendo le operazioni di rimozione della cisterna carica di fenolo incidentata questa mattina. Il mezzo pesante è stato raddrizzato e si sta provvedendo a rimuoverlo dalla carreggiata. Un incidente, quello di stamane, che ha provocato la chiusura della A4 in entrambe le carreggiate. Vediamo quindi. Un'autocisterna che trasportava fenolo, sostanza tossica e corrosiva, si è ribaltata sull'autostrada A4 all'altezza di Portogruaro in direzione Trieste. Illeso l'autista del mezzo. A seguito dell'incidente il tratto di autostrada è stato chiuso al traffico per tutta la giornata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Portogruaro e Motta di Livenza, anche gli specialisti del nucleo biologico chimico radiologico regionale per il pericolo di diffusione di sostanze chimiche. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, il mezzo pesante avrebbe prima impattato contro la barriera laterale e poi quella centrale prima di rovesciarsi. Oltre alla chiusura del tratto tra Portogruaro e San Stino, verso le 12 è stata anche disposta la chiusura del tratto opposto in direzione Venezia, in cui è avvenuto l'incidente, per consentire in sicurezza le operazioni di trasbordo della sostanza in un altro mezzo speciale giunto sul posto e il raddrizzamento della stessa cisterna incidentata. Violento e prolungato nubifragio nel primo pomeriggio di oggi sul litorale veneziano. La bomba d'acqua ha colpito Caorle, Bibione e Lignano. Le conseguenze più significative proprio a Bibione, dove l'acqua ha invaso strade e negozi, costringendo i commercianti e i titolari di attività al piano terra a ripulire pavimenti ed ingressi invasi dall'acqua. Centro bloccato, pesanti disagi alla circolazione. La città è dunque ritornata sott'acqua, come accade lo scorso 10 del mese in occasione di un altro fenomeno intenso. In quell'occasione scesero 200 mm di pioggia in 6 ore. Grave incidente sul lavoro a San Giorgio in Bosco. Il tetto di un capannone su cui stava lavorando ha ceduto sotto i piedi di un operaio di 69 anni. È in prognosi riservata all'ospedale di Padova un operaio di 69 anni residente a Campo San Martino, caduto dal tetto di un capannone su cui stava lavorando. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 nella zona artigianale di San Giorgio in Bosco. Il primo a intervenire è stato Flavio Camporese, titolare di un'azienda che commercializza telai per biciclette di alta gamma e che è in affitto su una porzione di 700 metri quadri della struttura. Stavo facendo le operazioni di magazzino e siccome siamo ancora a mesi chiusi per ferie,
notte, quindi era abbastanza in tranquillità, e a un certo punto ho sentito un boato, ho alzato gli occhi, ho visto uno squarcio nella copertura e sono andato subito a vedere cosa è successo e ho visto che questa persona era caduta, al che abbiamo subito allertato il 118 perché giustamente non sapevamo neanche che ci fosse questa persona. E da lì dopo sono partite tutte le operazioni di rito che stanno ancora andando avanti, quindi stiamo aspettando anche noi altre notizie e purtroppo dettagli non ne ho, perché più di aver visto la persona e cercato di interloquire con lui nel momento in cui ho visto che c'era un po' di risposta siamo partiti subito ad allertare il 118. Per il soccorso è intervenuta un'ambulanza da Cittadella e in pochi minuti anche l'elicottero del SUEM che ha portato l'infortunato a Padova. I rilievi e le indagini sono in mano ai carabinieri, arrivati con una pattuglia del radiomobile di Cittadella e con un'altra della stazione di Tombolo. Per tutta la mattina il personale Spisal dell'ULSS 6 Eugania è rimasto all'interno del capannone per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro. Il tetto era verosimilmente umido per la pioggia caduta nella notte, ma resta da verificare la causa del cedimento improvviso sotto i piedi del 69enne che ha fatto un volo di una decina di metri. Della sua presenza l'azienda affittuaria, presente qui dal 2022, non era stata informata. Identificato il presunto autore materiale dell'aggressione con l'acido lo scorso giugno a Peseggia di Scorzè, ora si cerca l'eventuale mandante. Il sindaco Mestriner, vogliamo giustizia. È un 22enne di origine macedone, il presunto autore materiale dell'aggressione con l'acido avvenuta la sera dello scorso 26 giugno a Peseggia di Scorzè, poco dopo le 21 contro la 32enne residente a Mestre che era andata a trovare i suoi genitori. Secondo la ricostruzione dei carabinieri sarebbe stato proprio lui a rovesciarle addosso la sostanza corrosiva contenuta in una bottiglietta di plastica poi abbandonata poco distante, provocandole gravi ustioni in parte del viso, del torace e del braccio. Bisogna fare un grandissimo ringraziamento alla Procura, al Pubblico Ministero che ha seguito questo caso, al Comando Provinciale dei Carabinieri e alla caserma dei Carabinieri di Scorzè e al suo comandante per il grandissimo lavoro fatto fuori dai riflettori, senza dichiarazioni, senza protagonismi, con la voglia solo di assicurare la giustizia chi ha commesso un delitto così abominevole. Il giovane era stato portato in carcere già il giorno successivo all'aggressione, il 27 giugno, dopo un controllo alla stazione di Venezia Santa Lucia, e dai successivi accertamenti era emerso un mandato internazionale di cattura per furti commessi in Macedonia. Al momento del fermo aveva con sé 3.400 euro in contanti, somma che secondo l'ipotesi investigativa poteva rappresentare il compenso per l'aggressione. Il 22enne infatti non risulterebbe avere rapporti diretti con la vittima, che ha sempre negato di conoscerlo. Per questo gli investigatori hanno ipotizzato dall'inizio un'azione su commissione. I carabinieri sono risaliti a lui attraverso l'analisi delle celle telefoniche e il ritrovamento di alcuni indumenti ritenuti utili all'indagine. Inoltre la vittima, ascoltata più volte, avrebbe riferito di aver avuto una relazione con un connazionale macedone residente a Roma, sposato ma separato e con un figlio. Nelle settimane precedenti all'agguato avrebbe anche ricevuto messaggi minatori da un numero sconosciuto. Gli accertamenti ora proseguono per individuare l'eventuale mandante. Noi adesso vogliamo giustizia, la vogliamo per la comunità, la vogliamo per la ragazza colpita. La vogliamo perché è giusto che un crimine del genere non passi impunito. Ci aspettiamo adesso che venga chiarito chi è il mandante e quindi che la cosa veramente trovi uno spazio diverso. Io credo che sia un gran giorno per la giustizia di questo paese. Perseguitava l'ex compagna dal 2022 con minacce di morte rivolte anche alla figlia di lei in carcere, un 36enne. Telefonate continue, messaggi vocali dal contenuto minaccioso ma anche appostamenti nei luoghi frequentati dall'ex compagna. È così che un 36enne di origine straniera, residente nel veneziano, avrebbe perseguitato la donna dopo la fine della loro relazione. Le sue condotte erano già note, tanto che nel 2022 erano costate all'uomo un ammonimento del questore e il divieto di avvicinamento alla vittima. Terminata la misura cautelare nel maggio del 2024, avrebbe però ripreso a tormentare la donna, arrivando a rivolgere
rivolgerle nuovi pesanti minacce. Gli episodi sarebbero culminati in minacce di morte indirizzate non solo alla donna ma anche alla figlia. La vittima ha presentato così querela nel corso dello scorso luglio, consentendo ai carabinieri di San Donà di Piave di ricostruire rapidamente la vicenda e raccogliere un grave quadro indiziario. Su delega della Procura di Venezia, il 18 agosto i militari hanno quindi eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP con l'accusa di atti persecutori aggravati. Il 36enne è stato portato così nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia. Riscopriamo il senso di comunità, anche così si potranno aiutare le vittime di abusi, lo pensa il parroco di Camponogara che sabato pomeriggio celebrerà il funerale di Tania Terrin. Ho sentito la mamma a telefono ieri, avevo dato la mia disponibilità ad ascoltarla, ad incontrarla se avesse voluto. Lei è stata ben disponibile e ha chiesto di celebrare il funerale qui a Camponogara. Sarà Don Alberto Perona a ufficiare la cerimonia funebre sabato pomeriggio alle 15:30 di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex fidanzato Dino Keber la sera di Ferragosto nella sua abitazione a Camponogara. Attese centinaia di persone, oltre a molti rappresentanti istituzionali. Una comunità, spiega Don Alberto, che reagisce stando unita. Questo contesto di sagra e oggi anche di fiera sembra un po' stridere con il funerale, però credo che, poiché dobbiamo sempre imparare a far nascere il bene anche dal male, questa attività ludica ma anche ricreativa credo sia la risposta migliore alla violenza, alla solitudine, al senso anche di incomprensione che tutti prende. Questo credo dirò nell'omelia del funerale. Riscopriamo il senso di comunità che talvolta abbiamo un po' perduto. In quei piccoli gesti semplici di incontro, di ascolto reciproco, di amicizie vere, come abbiamo anche ripetuto giovedì scorso in piazza quando abbiamo fatto rumore per Tania. Un momento in cui è stata evidenziata spesso l'importanza di esserci e di non voltarsi dall'altra parte. Tante volte è stata detta la parola rete e credo sia questa la risposta più bella. Fare rete sicuramente in dibattiti, in incontri inesperti, ma anche e soprattutto con le persone semplici che sanno offrire e donare qualcosa di sé per il bene più grande della comunità intera. Il trapper Tony Boy interrogato in carcere a San Vittore, droga per uso personale e pistola comprata per difendermi dopo un furto, ha detto. Il giudice convalida l'arresto e dispone gli arresti domiciliari a Padova. La pistola era in casa per autodifesa ed era stata acquistata dopo aver subito un furto in abitazione, anche se non era mai stata regolarmente denunciata. È una delle dichiarazioni rilasciate dal trapper padovano Tony Boy durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere di San Vittore a Milano, dove si trova per detenzione d'armi e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Antonio Weber, alias Tony Boy, 26enne originario di Padova, ha parlato davanti al giudice dopo l'arresto avvenuto sabato sera a seguito delle perquisizioni della polizia. A confermarlo il suo legale Nicolò Vecchioni, che in passato aveva difeso altri trapper come Baby Gang e Simba La Rue. Il mio istituto ha risposto alle domande, ha contestato con fermezza l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti che riteniamo assolutamente infondata e ha invece reso delle dichiarazioni confessorie con riferimento alla detenzione dell'arma. Abbiamo chiesto che non gli venga applicata nessuna misura cautelare o in subordine che venga collocato in regime di arresti domiciliari. L'arma è stata detenuta con una finalità di autodifesa. Aveva subito un furto in abitazione regolarmente denunciato alcuni mesi fa e in risposta a questo fatto aveva deciso di procurarsi quest'arma. Non è regolarmente detenuta.
È incontestabile il reato di detenzione di un'arma con matricola a brasa, con caricatori e relative cartucce, e appare indicativo dell'elevatissima pericolosità del soggetto. Così aveva scritto la pubblico ministero milanese nella richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere per Tony Boy. In casa, nascosta sopra un armadio della camera da letto, una beretta completamente clandestina e 50 munizioni, oltre che svariate dosi di cocaina, marijuana e hashish. Sono quantitativi modici di sostanze stupefacenti detenuti da parte di un soggetto che ha una conclamata e documentata dipendenza da più sostanze, quindi che ha delle evidenti capacità economiche che gli permettono di procurarsi della sostanza destinata anche a una provvista per uso personale. In casa anche un bilancino di precisione. Come esigenza cautelare per chiedere il carcere, la PM aveva anche contestato il pericolo di reiterazione dei reati, anche con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale. Il trapper è stato anche denunciato per resistenza pubblico ufficiale e trattamento illecito di dati per aver pubblicato un video in diretta social della perquisizione della polizia. La procura ha indagato anche un 32enne sudanese con precedenti che era in casa in quel momento e un 31enne tunisino, suo amico e collaboratore. Ordigni e armi sui social, arrestato nel Rodigino un uomo dopo una perquisizione nella sua abitazione. Un ordigno artigianale mostrato sui social, foto di armi e post sulla preparazione di esplosivi. È scattato l'arresto per un uomo residente a Pontencchio Polesine, in provincia di Rovigo. A far partire l'intervento è stata una segnalazione della Direzione Centrale per la Sicurezza Cibernetica, dopo il monitoraggio del profilo social dell'uomo. La Digos di Rovigo, il COSC di Venezia, la Polizia Postale e gli artificieri hanno quindi avviato gli accertamenti e raggiunto la sua abitazione. Durante la perquisizione è stato trovato il manufatto mostrato online, che si è poi rivelato inerte, insieme a diversi proiettili detenuti illegalmente, coltelli del tipo push dagger, ovvero con la lama a doppio filo e punto acuminata, e una pistola scacciacani modificata, ritenuta potenzialmente idonea allo sparo. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato degli appunti manoscritti contenenti indicazioni per la fabbricazione di ordigni oltre al profilo social. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di fabbricazione e detenzione di armi clandestine e il giudice ha per questo convalidato l'arresto disponendo domiciliari. Arriva in Parlamento il caso dello squadrismo Summerfest di Vedelago, interrogazione del PD al ministro Piantedosi. Squadrismo Summerfest. I parlamentari Dem, Rachele Scarpa e Piero Fassino hanno presentato un'interrogazione a risposta scritta al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per capire se sia a conoscenza dell'evento svoltosi sabato a Vedelago e se la prefettura di Treviso abbia già acquisito informazioni sulla manifestazione con chiari richiami al ventennio. Squadrismo, Camerati, Razzapiave, Scarpa e Fassino sollecitano il Viminale a verificare se ci siano gli estremi per contestare la violazione della legge Scelba e della legge Mancino. Di reati ha parlato apertamente il presidente provinciale dell'ANPI Giuliano Varnier. L'associazione Partigiani deciderà nel corso della riunione fissata per giovedì se presentare un formale esposto. Allo Stato non ne sono stati depositati né in prefettura né in procura. È sul fronte politico dunque che il caso tiene banco, come prova il dibattito in diretta a Focus. La libertà non si acquista una volta per tutte, la libertà è la libertà politica, la libertà rispetto al vecchio regime fascista è un fatto che viene conquistato quotidianamente, quindi non si dorme sugli allori. Però non vorrei neanche che si esagerasse. Era una festa privata, era una festa dove male a nessuno non ne hanno fatto, sono termini ed è un tipo di linguaggio lontanissimo da me, che non utilizzerei sicuramente, non esagererei insomma la cosa, però ecco quello che io noto è una continua provocazione da parte del movimento di Vannacci. Il nodo sta proprio lì, Vannacci. A promuovere la quinta edizione del festival è stato infatti il montebellunese Cristian Zamperoni, da 2 mesi tesserato con Futuro Nazionale. Sta passando un linguaggio che non va bene, non va assolutamente bene, non è una questione di critica politica, di osservazione, di riflessioni che sappiamo tutti che va fatta assolutamente il confronto. Lui va oltre e va oltre anche coi propri iscritti all'interno del movimento, quindi è una cosa che dobbiamo veramente, che deve far riflettere al di là di questa festa che sia stata
più o meno conosciuta nel termine da parte di chi vi ha partecipato. Per l'ex europarlamentare leghista Gian Antonio D'Arè, alzare così tanto l'asticella rischia di essere controproducente per Vannacci. La destra e l'estrema destra c'è già con Vannacci, casomai Vannacci ha bisogno di avere quel voto moderato dell'elettorato che con queste uscite sicuramente non porta e non fa bene. È una festa privata e fino a prova contraria ognuno fa quello che crede. Poi associare questo a una scia di partito è sbagliato. Chiamare in campo la legge Scelba, quella Mancino, eccetera, eccetera, mi sembra un pochino esagerato. Leonardo Maria Del Vecchio lascia non senza polemica Essilor Luxottica. Dal 31 agosto non sarà più il presidente di Ray-Ban né dirigente di altissimo livello del gruppo. È uno strappo che pesa soprattutto nel bellunese e ad Agordo. Leonardo Maria Del Vecchio lascia Essilor Luxottica. Il quartogenito del fondatore dal 31 agosto non sarà più presidente di Ray-Ban e dirigente di altissimo livello del gruppo. Dopo 12 anni di attività iniziata come store manager, perché papà Leonardo riteneva che prima di guidare le persone bisognasse capire il proprio lavoro, Del Vecchio Junior chiude il suo mandato. Lascio gli incarichi, non l'azienda che è dentro la mia storia molto prima di qualsiasi carica, scrive in un post su Instagram, e nelle storie spicca l'immagine che lo ritrae un passo indietro suo padre in mezzo alle maestranze, perché così era l'indimenticato Cavalier Del Vecchio. Poteva essere durissimo, chi lo ha conosciuto lo sa, scrive Leonardo Maria nella lettera pubblicata da Milano Finanza, ma aveva un rapporto quasi fisico con la sua azienda e con le sue persone, perché un'azienda non è una somma di funzioni, è un patto, e negli ultimi anni ho sentito quel patto indebolirsi. È uno dei passaggi più duri della lettera, in cui la critica è severa contro Francesco Milleri, il manager scelto dal padre per guidare l'azienda dopo la sua scomparsa. Ad Agordo la notizia dell'addio di Leonardo Maria Del Vecchio non può essere considerata una semplice vicenda di vertici e di azionisti, perché Essilor Luxottica non è soltanto una multinazionale dell'occhialeria, è un pezzo della storia industriale del bellunese e lo strappo è destinato a far discutere. Il sindaco di Agordo, dove tutto è cominciato, non nasconde il suo personale dispiacere. Era l'unico della famiglia che lavorava in azienda e i rapporti con lui sempre ottimi. Con la fondazione ci ha finanziato la scuola materna, dice Roberto Chissalè, lontano dal microfono, perché la notizia è dura da commentare. Non nascondono preoccupazione le sigle territoriali di categoria CGIL, CISL e UIL, che si riservano di fare valutazioni nei prossimi giorni. È un fulmine a ciel sereno. È chiaro che il nome di Del Vecchio costituisce un legame, potrei dire, quasi indissolubile con il territorio. Quelli che sono i riflessi di questa uscita, peraltro non in termini di azionariato, non sappiamo che riflessi potrà avere, per cui la preoccupazione è più legata all'incertezza. Il confronto sindacale con l'azienda è intenso e articolato anche in vista del rinnovo del contratto aziendale in scadenza a fine anno. Intanto oggi in borsa il titolo Essilor Luxottica ha subito il contraccolpo. Il calo per tutta la giornata si è aggirato attorno all'1% e si somma alla perdita di oltre il 40% in un anno. Dietro lo scontro fra due visioni manageriali c'è una domanda che riguarda migliaia di lavoratori e un intero territorio. Quanto resterà centrale il legame tra Essilor Luxottica e i luoghi nei quali la storia di Luxottica è cominciata? La risposta oggi non c'è. Nel giorno in cui fu posata la prima pietra del santuario di Monteberico è stato presentato il Cammino delle Apparizioni, è il pellegrinaggio mariano più lungo d'Italia. A 600 anni dall'apparizione della Vergine a Monteberico si svolgerà il pellegrinaggio in 7 tappe, con partenza dal santuario di Pietralba lungo il Cammino delle Apparizioni fino al santuario di Santa Maria in Monteberico dal 2 all'8 settembre. Si tratta del pellegrinaggio mariano più lungo d'Italia, che attraversa le province di Vicenza, Trento, Bolzano in 26 comuni. Il cammino parte martedì 2 settembre. Raggiungeremo il santuario quindi da Pietralba, arriveremo a Baselga di Pinè per poi entrare nella Valle dell'Astico, quindi passiamo dalla provincia di Bolzano, provincia di Trento, entriamo nel territorio vicentino e lungo la Valle dell'Astico proseguiamo verso il santuario di Santa Maria dell'Olmo a Thiene.
ultima tappa per l'evento importante di 600 anni raggiungiamo Monteberico l'8 settembre partendo da Villaverla verso ovviamente Monteberico. Momento di particolare peso spirituale e storico sarà lo svelamento della quinta stele del Cammino delle Apparizioni. Il 1° settembre a Pietralba, presso il santuario, sarà svelata e benedetta la stele del Cammino dell'Apparizione e la quinta stele che viene infissa sul terreno lungo questo percorso. È una stele molto importante perché è l'immagine stessa di questo straordinario cammino. Un percorso in cui oltre all'approfondimento spirituale sarà possibile ammirare le bellezze culturali e paesaggistiche per valorizzarle, come ad esempio la terra ricca di risorgive. Un cammino legato alla spiritualità e alle apparizioni mariane, e quello che stiamo facendo è trasformarlo in un prodotto turistico. Sicuramente tutto il territorio, l'asse delle risorgive per noi, come diciamo sempre, è strategico, ma anche proprio quello che è un po' una rivisitazione della spiritualità con cui ci si può appoggiare a questo tipo di percorsi e questo tipo di ambienti. È tutto per questa edizione del Veneto dei nostri notiziari. Grazie per essere stati con noi. Buona serata, vi lascio al meteo subito dopo la sigla. Arrivederci.